Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 17 dicembre e diamo anche il bentornato a Francesco. Ciao Fra. Buongiorno a tutti. Ben trovato. Non sono morto, Vabbè, io ti saluto. No, ci tenevo Ciao. Ci tenevo a dirlo. che viva vegeta, sì, si vede. Ciao Andre, ben trovato. Benvenuto a Rocco. Insomma, oggi abbiamo una giornata dedicata, una puntata, meglio, dedicata al Cagliari, avremo Matteo Tidili alle 10:10. Ah, non all'Ippica? Allora vado via. Eravamo... Speriamo di non darci all'Ippica, speriamo, perché altrimenti sarebbe un po' un problema. E poi avremo Vittorio Ossanna alle 10:40, insomma, andremo ad analizzare un po' quello che è la vicinanza, l'avvicinamento alla partita contro il Pisa, partita fondamentale, nel senso che il Pisa è una squadra che è diventata penultima, visto che il Verona ha battuto la Fiorentina, però è ovvio che è uno scontro diretto, il Cagliari lo gioca in casa e deve anche dar seguito a quello che ha creato nelle ultime partite, è vero, solo una vittoria contro la Roma, però la parità contro il Pisa è fondamentale vincere. Beh sì, assolutamente. Quello che dicevamo già anche lunedì, cioè se vuoi dare continuità a questa sveglia, chiamiamola così, non puoi che vincere contro il Pisa, perché se no resti sempre, no, nella stessa logica malata in qualche modo, di continuare a farti del male, perché fai un passo, quando devi fare il passo decisivo torni indietro, un po' come succedeva l'anno scorso al Cagliari di Nicola, tanto per dire, cioè sono fondamentalmente discorsi che facciamo oramai da tempo. Io credo che effettivamente stavolta ci sia il tanto, come si dice in Sardegna, di fare il salto definitivo. Me lo auguro, perché questa squadra, secondo me, deve capire che può essere, cioè, o meglio, ha un ottimo potenziale. Magari ancora non lo ha espresso al 100%, va a sprazzi, nel senso, bisogna capire un po' effettivamente se arriveranno i risultati, perché poi sappiamo bene che in questi casi il risultato è l'unica cosa che poi ti dà solidità, perché possiamo stare lì a farci i complimenti, a fare... Le pacche sulle spalle. Siamo bravi, guarda che siamo bravi, possiamo fare veramente... Ci abbiamo dimostrato di essere in grado di fare, sì, però poi alla fine, no, sei sempre lì che... Giusto per citare la scena di Tre uomini e una gamba, no? Allo Giovanni e Giacomo, quando sono in spiaggia, dice il gol contro il Nassim, ma come abbiamo fatto a perdere contro il Marocco? Ecco, così è fondamentalmente il discorso, è valido anche per il Cagliari, lo è valido quest'anno, così come lo era l'anno scorso e gli altri anni. Pertanto ritengo che il calendario sia stato in questo caso amico, nel senso che effettivamente dopo 3 partite quasi impossibili, in cui comunque A, hai venduto cara la pelle, B, hai fatto una bella vittoria in casa contro una big, C, sei uscito tra gli applausi
di fatto sia da Torino che da Bergamo. Ora arriva il Pisa ed è la partita da non sbagliare, cioè è la partita che ti deve dare il là per un girone di ritorno da protagonista, perché questa squadra lo può fare nonostante le 1000 difficoltà, perché poi insomma abbiamo visto ieri, no, l'infortunio di Borrelli, è rimasto a riposo nell'allenamento di ieri, vedremo se ci sarà tra stasera e domani, insomma non certamente buone notizie per quanto riguarda l'attacco. Tra l'altro in attacco ci sarebbe uno da convocare, anche domenica, secondo me è disponibile, cioè la Rai glielo presta secondo me al Cagliari, che è colui che stiamo attendendo, che è già lì nel backstage, facciamolo entrare, ovvero Matteo Tidili. Eccolo, ciao ragazzi, in dolcissima compagnia, eccomi. Chi è lui o lei? No, lui è Peter. Saluta Peter. Eccolo qua, andiamo. Anche lui mi sembra un bel centravanti di sfondamento. Sì, di sfondamento soprattutto, sì. Si potrebbe convocare. Come stiamo, Matte? Tutto bene, dai, settimana tranquilla possiamo dire. Non avete manco giocato lunedì, quindi. Ma io non sono stato convocato, io ho giocato, il professionista non si ferma mai, io non so poi se Luca ha giocato lunedì, ma non sono stato convocato, quindi... No, non abbiamo giocato per pioggia, immagino. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Siete dei Tagliamo un velo pietoso. Che vergogna, veramente. Luca, meno male che c'è il Cagliari. No, oggi andiamo. Matte, ti chiedo subito un tuo pensiero sul Cagliari, nel senso che è da un po' che non viene in trasmissione. C'è stato un Cagliari tra alti e bassi nelle ultime partite, sfide importanti contro le big, dove non ha demeritato. È arrivata la vittoria sulla Roma, e adesso c'è domenica il Pisa. Insomma, una partita, stiamo parlando con Francesco, dove il Cagliari, al di là della prestazione, non può assolutamente sbagliare. Beh sì, noi ci siamo salutati l'ultima volta che eravamo ancora un po' titubanti, perlomeno io. Eravamo in quella fase in cui il Cagliari, diciamo, non offriva delle buone prestazioni, però adesso dalla partita di Coppa possiamo dire che sembra quasi che la mentalità sia un attimino cambiata. Cioè anche l'ultima partita con l'Atalanta, la performance collettiva comunque è stata buona, nel senso che la squadra ha mostrato intensità, ha mostrato aggressività, una buona disposizione tattica, poi queste costanti verticalizzazioni con Palestra che si propone in avanti, che è particolarmente duttile, potrebbe essere, non lo so, l'attaccante aggiunta, anche perché poi adesso a gennaio sicuramente noi dovremo tornare sul mercato per rivedere qualcosa là davanti, ma penso che in attacco ci sia parecchia concorrenza anche in Serie A, nel senso che anche altre squadre comunque devono rivedere qualcosa davanti. Stavo pensando adesso anche al Genoa, quindi penso che ci sarà parecchia concorrenza oltre al Cagliari, ecco, nel portare a casa qualcosa lì davanti. Però Palestra, a parte le finalizzazioni, si sta rivelando molto interessante là davanti con le sue incursioni, con i suoi inserimenti. Poi ci sono alcuni interpreti che ancora mi lasciano perplesso, non so se per la preparazione... Adopo è uno di questi, non riesco ancora a capire per quale motivo è involuto così tanto. Non so se è un problema di preparazione, un problema di disposizione tattica, ma non penso che ci siano state troppe variazioni rispetto allo scorso anno, quindi ho visto che il prossimo ospite è Vittorio, quindi sicuramente lui sarà decisamente più adatto a rispondere tecnicamente su questi aspetti, però Adoppo onestamente non lo riconosco, e invece devo ricredermi quest'anno su De Iola, perché effettivamente, nonostante i suoi limiti tecnici, comunque il suo contributo lo fa sentire, e quando non gioca comunque l'assenza pesa, e quindi devo comunque tornare sui miei passi e riconoscere che De Iola nell'equilibrio complessivo, ecco, è utile, ecco. E poi ci sono altri giocatori che mi stanno piacendo. Foloruncio sta riprendendo la forma, Obert mi sta piacendo ugualmente, Rodriguez è una bella scoperta. Certo non è una presenza scenica come Mina, però è molto concreto, molto umile, è molto deciso questo ragazzo, e secondo me ci potrà dare delle belle soddisfazioni. Tra l'altro
È anche vero, Matte, che probabilmente anche il cambiamento di rotta da parte del Cagliari, almeno sulle prestazioni, è dovuto al fatto anche al miglioramento di alcuni giocatori chiave, perché tu hai menzionato Folorunso, dove ha iniziato bene sicuramente il campionato, poi ha avuto più bassi che alti, nelle ultime gare si è vista un po' la differenza, ma su tutti io metterei Sebastiano Esposito, detto di Sì. palestra, che ormai lo nomina chiunque, ormai in qualsiasi programma c'è comunque una menzione su palestra. Seba Esposito è un giocatore Perché che l'attenzione alla forma fisica. Sì, sì, sì. capito? Possiamo dire È un che doppio. Esposito è il motore del Cagliari, è la testa del Cagliari, certo, è colui che detta il passaggio filtrante, diciamo che rifinisce, certo. Senza di lui sarebbe un bel guaio là davanti, certo. È anche vero che il pareggio del Cagliari contro l'Atalanta nasce da un'azione che comunque l'avesse fatta magari una big avrebbe avuto un po' più di pubblicità, mettiamola da questo punto di vista, però il duo Gaetano Esposito, se in forma, è in grado comunque di fare la differenza. Per il Cagliari, per una squadra come il Cagliari è fondamentale avere questi giocatori al 100%. Ecco, la domanda che ti giro e che vi giro, c'è la possibilità secondo voi di Gaetano dal primo minuto contro il Pisa? Vedendo le Peter, ultime, Matteo. chiedo no, Peter adesso si sta lavando, quindi lasciamolo terminare. In No, ma bagno. dico, no, ma dico, Impegnato. vedendo le ultime prestazioni sembrerebbe che Gaetano abbia qualche minuto in più sulle gambe, anche se togliendo il gol con l'Atalanta non mi sembrava fosse proprio in palla, ecco, sino a quel momento. Non so voi cosa ne pensate, No, ma è vero, qualche errorino l'ha fatto, però prima comunque del viene gol anche da non due era gol proprio consecutivi, esatto, però chiaramente il gol è frutto della loro tecnica, ecco, individualmente loro due sono veramente al top. Adesso, secondo me contro il Pisa si possono provare là davanti, quindi tu intendi Gaetano, Esposito e Borrelli, perché alternative non ne abbiamo. Poi Quindi bisogna capire un po' la situazione Borrelli, attenzione. Quindi Borrelli mi bisogna sembra un capire attimino in fase calante ultimamente, Tra l'altro, vero? no, non stava benissimo perché ieri non si è Non sta bene. allenato, quindi bisogna capire, secondo te c'è questa possibilità di Gaetano al primo minuto? Beh, se non gioca Borrelli non vedo Per chi possa forza. giocare titolare. Con Foloruncio falso Assolutamente. 9 e Gaetano lì dietro le punte, o comunque insomma un tridente senza riferimenti, che poi è quello che ha portato al gol contro la Roma e al gol contro l'Atalanta, quindi va detto anche questo, per cui non mi stupirebbe. Ma invece c'è il rischio che perdiamo magari il turco a gennaio, che venga magari rispedito in Turchia, no? Il rischio esiste. Il rischio Può esiste, succedere- vero? può succedere anche- però insomma bisogna capire poi anche, secondo me, queste ultime settimane di 2025 e l'inizio del 2026 sarà importante. L'unica cosa, come ha detto giustamente Matteo Zizzola nel post partita di sabato notte, cioè lui può entrare soltanto al Besiktas, perché ha già giocato gare ufficiali col Besiktas, quindi non può giocare in una terza squadra. Pertanto o resta a Cagliari o torna al Besiktas, ma pare, da quello che ha detto Matteo, da quello che risulta a lui dai suoi contatti in Turchia, che il Besiktas non abbia alcuna intenzione di riprenderselo a gennaio, e quindi verosimilmente resterà qua. Cioè c'è la possibilità, in caso di rottura, ma che al momento non è prevista, quindi insomma io credo Quindi che a livello di attaccanti possiamo contare ancora su di lui e poi eventualmente su un innesto. Sì, comunque, credo che un attaccante in avanti, cioè un giocatore in avanti, il Cagliari lo faccia sicuramente. Bisognerà capire che tipo di attaccante, perché io non sono così sicuro che poi alla fine andrà a prendere una prima punta, proprio visto anche, cioè secondo me, se domenica appunto non dovesse esserci Borrelli e il Cagliari dovesse dare determinate risposte a livello di gol, a livello di gioco, a livello di occasioni create e quant'altro, secondo me si andrà verso un giocatore duttile, uno che possa giocare insieme ad Esposito, non al posto di Esposito, uno che possa giocare da prima punta a seconda punta, da esterno nel tridente. Insomma, credo che
Cagliari potrebbe andare su un giocatore con un profilo simile, ecco, cioè un giocatore non identificato in maniera chiara con un tipo di posizione di ruolo, anche perché, cioè, per quanto non piaccia a molte persone, però Cagliari ha anche in rosa Pavoletti, ancora una volta, che come vedete sta giocando, sta trovando minuti, quindi prendere un terzo centravanti di peso insieme a Borrelli, Pavoletti, Belotti, vorrebbe dire avere 4 prime punte da qui a giugno. Vabbè, Pavoletti lo consideriamo un dirigente, dai, un accompagnatore della squadra. Tu lo consideri un dirigente, Pisacane lo considera un giocatore. E non è nemmeno escluso che non sia titolare contro il Pisa. Ricordiamo che lui, come diceva, e non è escluso che possa anche segnare, conoscendo. Esatto. Quindi è un derby. Sì, certo, quello sì. Però comunque il Cagliari nelle ultime 3 ha effettivamente prodotto parecchio, però rimane sempre quel tassello mancante, il finalizzatore, perché arriviamo in fase di rifinitura anche piuttosto bene, però poi, per dire, io mi ricordo anche Borrelli contro la Roma che si è fatto prendere, mi sa, 2 metri in 3 metri, cioè non è riuscito a tirare davanti a Svilar, quindi lì davanti veramente ci manca un bomber di razza, ecco, perché con un bomber di razza, insomma, non c'è. È un abile fantallenatore. Allora, vi sottopongo questo ragionamento. Ieri sera, tra un colpo di tosse e l'altro, stavo controllando i 4 scambi per il mercato del Fanta 131, no? Siccome ho un discreto numero di crediti, cioè qualcuno mi è rimasto, in più devo cedere giocatori che comunque mi portano un po' di crediti, quindi avevo anche abbastanza capacità di spesa, diciamo così. Però se vi dico che ci sono rimasto un'ora e mezza del mio tempo, perché ieri ero praticamente KO, quindi non è che dovessi fare grandi altre cose, però comunque un'ora e mezza ragionando, scervellandomi sulle scelte da fare, perché comunque vai a vedere i numeri degli attaccanti di Serie A e dici, questo è vero. Ma infatti non stanno segnando gli attaccanti. Esatto. Che questo sia un buon giocatore. Vai a vedere i numeri, c'ha 2 gol e un assist. Dici, aspetta, però 14 presenze, 2 gol e un assist. Io mi ricordo quando eravamo piccolini, che quando guardavamo le statistiche dell'album Panini, cioè 14 presenze, 2 gol era un rendimento ridicolo. Cioè c'erano grandi campioni del passato che sono stati giubilati per questo tipo di statistiche. Ora invece sembra quasi che siano statistiche importanti. Perché? Perché di fatto l'attaccante che segna oramai non ce l'ha quasi più nessuno. E quindi anche per quello che vi dico, secondo me chi ce l'ha non lo dà, soprattutto. Tra l'altro. Certo. E poi cioè, guardate la Juve, per esempio. La Juve ha un attacco sulla carta fortissimo, che l'anno scorso ha fatto tantissimi gol. Stanno facendo ridere. Il Milan si è dovuto inventare Leao centravanti, perché il vero centravanti, che era Jimenez, non segna manco davanti alla porta vuota, per 1000 motivi, però insomma quello è. Per cui, cioè, sapete chi è che ha gli attaccanti che stanno segnando? Davide e Nicola. 5 gol, Bonazzoli, 4 gol. Infatti stavo pensando a Bonazzoli, un attaccante spesso bistrattato, che però vedi ha dei colpi, sporadicamente li ha. E non male. L'anno scorso l'avrei voluto. Sì, non è male, è vero. A gennaio, se vi ricordate le dirette che facevamo l'anno scorso, io lo dicevo di continuo. Io al Cagliari, se prendesse Bonazzoli, cioè ci metterei la firma. Perché è un giocatore che secondo me in una piazza come Cagliari sfonda. E infatti anche a Cremona sta facendo bene, perché si trova un allenatore che gli dà fiducia, certo. Esatto, troppo complesse, forse non riesce a dare il meglio, però non te li danno. Siccome leggevo prima anche un commento su Makumbu. Ragazzi, Makumbu è titolarissimo nella sua squadra, le giocate tutte, sta facendo benissimo, la sua squadra perché sia terza o quarta in campionato in Turchia, sta facendo le coppe, o se non sta facendo le coppe, comunque si sta in lotta per la qualificazione per le coppe. Per quale motivo dovrebbe venire a Cagliari? Ma infatti volevo chiederti anche questo, è una notizia diciamo buttata un po' lì. No, magari, cioè, il discorso è, lo vorresti Makumbu? Certo, mi farebbe piacere riprenderlo. Ok, bene, mettiamolo così come idea possibile, ma poi da lì a un ritorno infatti poi tutto è possibile nel mercato, abbiamo visto tutto il contrario di tutto, quindi... e invece un'altra domanda, c'è da preoccuparsi per l'infortunio di Bellanova e quindi l'eventuale richiamo di Palestra a Bergamo? No, vero, ormai Palestra chiuderà la stagione con noi.
Anche lì bisognerà vedere. Se arriva Ah una mega sì, offerta, c'è quel in rischio. realtà, Può rientrare soltanto se il Cagliari decide di d'accordo, rinunciarci. esatto. Perché il Cagliari a livello contrattuale è blindato fino al 30 giugno, cioè lui ha un contratto fino al 30 giugno di prestito con il Cagliari, punto. E Chiaro quindi da che quel se punto ti di dicono, vista ascolta, me possiamo lo stare ridai tranquilli. palestra, ti do Brescianini, Maldini, Krestovic e Bernasconi, e dici, vabbè, tieniti palestra. Esatto, Adesso te lo è portiamo bellissimo, proprio. però mi dai 4 giocatori di peso e io te lo ridò palestra. Cioè, anche Certo. lì, quindi tutto è possibile, ok? Mm. Fondamentalmente. Sulla carta tutto è possibile. A livello, come si dice, a livello L'hai buttata teorico, lì Krstovic oppure potrebbe no, perché essere? l'ho letto in un commento di Infatti. Nava. No, anche Sì, perché anche buttò via l'Atalanta là l'altro giorno, davanti è in quindi ha detto crisi, Krestovic, ho detto, Sì, Eh, sì, 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 potevo sì. dirti sono in Luke, ma insomma, tre. giusto per dire un altro nome Sì, sì, Infatti. sì, sì, è sì. abbastanza folle. No, ma infatti No. sono consapevole che per trovare un tassello là davanti sia veramente un rebus. Infatti l'altra volta io ho parlato di Brunori, ma comunque lo sta seguendo la Sampdoria, Sì, quindi sì. presumo che il livello rimanga quello, quindi il livello della Serie B. Beh, io Brunori è un giocatore che, visto che che ha stiamo sempre avuto giocando, mercato. visto che stiamo giocando col discorso Atalanta, è ovvio che i due giocatori, Brescianini-Maldini, sono due profili che possono fare più ruoli e che sono Mm, magari anche in grado di saltare l'uomo, che magari è un tipo di giocatore, come diceva anche Fra, che può giocare magari Brescianini ha più avuto Maldini di ha Brescianini, tra avuto l'altro. da Angelozzi a Angelozzi, Frosinone, esatto, a peraltro. Frosinone, esatto, esatto, mm, esatto. mm, mm. Sì. Quindi, cioè, questo può essere la situazione. No, ma Kristovic io è invece vi dico un'altra cosa, a difficile. prescindere, cioè secondo me Brescianini e Maldini potrebbero arrivare comunque, a prescindere da Palestra, cioè Visto nel che non senso anche con giocano. Palestra restando qua, capito? Però Perché ecco, sono due comunque profili interessanti, ecco, mm, come tipologia di cioè, giocatore. è vero che l'Atalanta, diciamo meglio, il Cagliari ha beneficiato della cortesia dell'Atalanta di dargli Palestra fino a fine stagione, ma è anche vero che l'Atalanta deve ringraziare il Cagliari se Palestra sta facendo questo tipo di Certo, stagione. assolutamente. Quindi sapete, cioè, è tutto legato, poi sappiamo quanto Atalanta e Cagliari siano veramente in ottimi rapporti, per cui credo che sia un'intesa, quasi un'alleanza, si potrebbe chiamare così, sul mercato importante, soprattutto poi conoscendo anche i buoni uffici di Guido Angelozzi. Ripeto, io non mi stupirei se si stessero provando a intavolare delle trattative per avere in prestito i giocatori dell'Atalanta, quelli che in questo momento stanno trovando meno spazio. Meno spazio, certo. E ripeto, Assolutamente. Bresciani e Maldini ti fanno fare un salto così, Direi. cioè proprio Sì, ti sì. sollevano l'asticella in maniera, soprattutto Brescianini, secondo me, anche Maldini, intendiamoci, però cioè, con Brescianini, ragazzi, Brescianini al posto di A dopo già me lo immagino. avanti, fa un salto in Ma lo puoi mettere in tanti ruoli, davvero. Molto interessante come giocatore. Però Matte, sono le Cioè, nell'ottica 10:26, quindi ti dobbiamo salutare perché le promesse Sì, sono sì, sì, promesse. tu lo Però, sai. però prima di salutarti c'è una domanda di un utente. Salutaci, Matte, per domenica com'è il tempo? Ha messo pioggia a quanto pare? Sì, è vero, domenica dovrebbe arrivare un peggioramento, arriva una perturbazione atlantica, rimane tutto sommato discreto il tempo sino a venerdì sabato, però poi nel weekend, domenica soprattutto, assistiamo ad un peggioramento. E poi la settimana di Natale si preannuncia piuttosto dinamica, con un via vai di perturbazioni, temperature che faranno un po' di sali e scendi, quindi non sarà proprio un Natale al sole come gli scorsi anni. Quindi non sarà un Natale in magliettina, ecco questo. No, è il no, no, discorso. quest'anno no, quest'anno no. Va Niente bene. poeta e non è detto niente che sia un bagno al mare. problema. No, No, assolutamente, problema. anzi, ci sta, per fortuna, beh. magari la pioggia serve, lo sappiamo, quindi... Però magari non durante la partita, ecco, magari durante la partita forse, no. Pare che ci sia la nuvola sopra, La nuvola ti hai nello fatto, sì. spazio tra No, il perché- vecchio Santeria Allora. e il Voltombus, dove c'è il New Esatto. Jersey, dove si Però- ferma Luca Di Leonardo. Cioè pare che ci sia una Adesso, perturbazione. adesso è ancora presto per entrare nel dettaglio previsionale di domenica, però sembrerebbe che la partita possa essere disturbata da un po' di pioggia. Però magari vi darò io qualche aggiornamento nelle Vai. prossime live. Cioè, vi romperò le balle, dai. Va bene, va bene. Grazie Matte, davvero. Ciao Ti ragazzi, io vi lasciamo. seguo Buon ancora. lavoro, buon lavoro. Ciao, Ciao, Matte. ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. A presto. Eccoci qua. Insomma, alla fine sono usciti questi due nomi che, insomma, sarebbero interessanti, anche perché non ci sono tanti
tanti giocatori con quelle caratteristiche. Però vedo, c'è una sorpresa, non me l'avevi detto. Come no? Ti ho detto ieri. No, Sei no. suonato. No, Sì, io, no, ti ho no, no, mandato no, anche no. l'audio, tra l'altro. Vabbè, Ah. lasciamo perdere. Comunque, la sorpresa solo per Luca Di Leonardo in realtà, perché per me non lo era, ma... Buongiorno, caro Diablo Spedicati. Eccolo. Perché noi vogliamo sorprendere, come quando nascondiamo la formazione fino all'ultimo, capito? Dobbiamo Esatto. sorprendere i nostri utenti, non devono mai sapere cosa succede, cosa non succede. Soprattutto Luca. Tra l'altro, ragazzi, ve lo dico, fra un po' possiamo fare una serie tipo Sandra e Raimondo con voi due, quindi... Non fatemi ridere, sennò poi mi viene la tosse. Dove uno dei due malissimo. dovrà leggere il Corriere dello Sport e l'altro dare calci al lenzuolo come faceva Sandra. Esatto, Che barba, esatto. che barba, che noia. Esatto, che barba. ma che barba che noia, non succede mai niente. Invece vedi oggi di mercoledì Per i capelli senza mi sembra che... più adatto Luca a fare Sandra, d'altronde insomma io Sì, mi ma presto anche a io fare- sono molto Raimondo, se volete Esatto. posso anche fare Raimondo. Una vita Ma di Raimondi, direi. Buonasera, buonasera, buonasera. Che meraviglia, che meraviglia. Ci siamo, Cosa si ci sono siamo. persi queste nuove generazioni? È vero, Veramente. verissimo. Allora, Pensa a noi che siamo cresciuti con Sandra Raimondo e la gente che adesso cresce con Luca Di Leonardo e Francesco Aresu guardando ma questo è il meno Buongiorno, peggio, ma questo è il meno Figurati. peggio. Ma meno male. Figurati. Ma meno male che ci siete voi a fare anche un po' di così di contenuti con uno spirito old school dentro una piattaforma moderna, perché diciamo che Esatto, è così, è esatto, così. Lo esatto. spirito è quello del giornalismo di una volta e anche del buon sano fancazzismo che secondo me Certo. male dentro Meno il male. mondo del calcio non fa. Anzi, aiuta anche a sdrammatizzare argomenti che a volte vengono caricati di un'eccessiva enfasi. Come dire, 3 indizi fanno una prova? Può darsi di sì. Speriamo. La prova qual è? Che probabilmente il mister ha trovato la quadra. Se siamo d'accordo, ci è voluto un po' di tempo, c'è voluto anche il tempo per rimettersi in riga rispetto agli infortuni che hanno reso indisponibili dei giocatori, però alla fine la quadra si è trovata e che questo ci possa aiutare non solo a fare a dare quello che manca in questo momento, perché adesso siamo in continuità di prestazioni, ma quello che manca è la continuità dei punti. Ok, se siamo d'accordo, i cicinin che ci manca è quello, no? Quello di arrivare ad avere una continuità oltre di prestazioni convincenti, anche di portare a casa dei punti che ovviamente possono arrivare con le prestazioni prima o poi arrivano, se non succede sempre che un attaccante avversario inciampa su se stesso, si annoda le gambe, colpisce la palla con una parte del corpo che non aveva neanche minimamente preso in considerazione e fa un tunnel a Caprile, cioè questo diciamo così, oppure se il fuorigioco di Foloruscia non viene giudicato come un fuorigioco attivo e il gol di Luvumbo, cavolo, mi è dispiaciuto. Ma quanto ci è dispiaciuto per Zitto? Tanto. Con quell'urlo strozzato in gola poco prima di partire in Africa. È proprio è stato un dispiacere per il rimpianto perfetto, Ale. Esatto. è stato un dispiacere. Ma come facciamo? Si è sbloccato Zito, adesso fa un mese. Ma quello avrebbe vinto la Coppa d'Africa da solo, dopo una roba del genere. Dopo una roba del genere avrebbe vinto la Coppa d'Africa. Pensate l'infogo di Luvumbo. Di sicuro, guarda. Luvumbo, 32 km a partita, l'avresti visto in porta, in attacco, nello stesso momento. Pensa l'energia che gli dà una roba del genere. Però magari diciamo che comunque anche questo è un segnale, no? Pensiamo al gol annullato a Esposito, che ha fatto lo stesso effetto. Ha sbloccato Esposito, perché poi alla fine sono arrivati i gol quelli buoni, no? Dicevo che probabilmente questa quadra ci aiuterà, oltre ad avere magari questa continuità anche di risultati, quindi questo
proseguo verso la maturazione e anche arrivare a gennaio con le idee più chiare su quello che si può volere a livello di profilo di giocatore, visto che ne stavate parlando anche prima, e magari potrebbero arrivare le persone giuste nella squadra giustamente stimolata. Quindi, come dire, per esempio, si parla di Pisilli era in area Genoa, no? Era in profumo di Genoa. Guarda caso si è fermata diciamo, si parla di una marcia indietro rispetto a Pisilli al Genoa, perché magari sarebbe bello che Pisilli fosse più propenso a venire in una squadra dove sta vedendo che i giovani sono davvero molto molto presi in considerazione, molto valorizzati, e potrebbe essere per esempio un'alternativa. A me Pisilli piace molto, a me è un peccato che una squadra come la è un peccato che in una squadra come la Roma non trovi spazio a un ragazzo di questo livello, e potrebbe essere il Palestra da mettere lì, capito? Cioè, nel senso, un altro Palestra che speriamo non arrivino 50 milioni che ce lo portano via già a gennaio, per quanto io penso che se non se ne andrà a gennaio già l'accordo con la squadra che lo prenderà a giugno ci sarà, sempre se non se lo terrà, se non deciderà di tenerselo l'Atalanta. Ecco, però insomma sarà stato un peccato averlo avuto solo per una stagione o mezza stagione, ma il vanto di aver visto lungo e di aver lanciato in maniera concreta e forte nel calcio italiano Palestra, quello ce lo terremo per sempre. Ecco, come è successo anche per altri giocatori. E poi, chissà, magari potrà avere spazio anche qualcuno che arriva dal settore giovanile, qualcuno che magari si è visto un po' meno, per esempio un Cavuoti che si è visto poco. Poi magari sono ruoli in cui c'è un po' più abbondanza rispetto magari a una prima punta, che adesso abbiamo notizie di Borrelli? Non freschissime. Ok. Perché ovviamente se l'infermeria si dovesse riempire anche con un'altra punta centrale, ovviamente sarebbe un problema, oppure sarebbe di nuovo fare di necessità virtù e cercare di capire se qualcuno, magari fuori ruolo, magari cambiando un pochino le dinamiche di gioco lì davanti, può fare al caso. Per esempio, in questo momento uno come Foloruncio, è vero, l'abbiamo visto in quei momenti in cui è stato impiegato in quel ruolo un po' fuori, ma con la spinta che ha in questo momento, l'energia che ha in questo momento, la testa che sta di nuovo trovando, secondo me è molto interessante usarlo come falso 9, per esempio, lavorando più magari sui laterali. Ora, io ripeto, amo dirlo in questa rubrica, non ne so di calcio, però cerco di capire quali soluzioni possono arrivare appunto facendo di necessità virtù. Certo. Un Pavoletti che avete paventato dal primo minuto contro il Pisa, perché no? Perché no? Perché no già Gaetano dal primo minuto? Cioè, una squadra votata a un attacco non solo di qualità, ma anche di peso, prescindendo dalla presenza di Borrelli, perché no? Io penso che mezza partita Pavoletti ce l'abbia tranquillamente, anzi anche tre quarti di partita può averli, magari non tutte le domeniche, magari non tutti i fine settimana, però secondo me in una partita contro il Pisa, uno che ti mette in crisi anche solo sui calci piazzati, certo. Qualunque difesa avversaria, a maggior ragione andare ad attaccare lì dove dobbiamo fare punti, dove dobbiamo fare 3 punti senza sì e senza ma. Esatto. Anzi, senza se e senza ma. Tra l'altro, guarda, aggiungo, secondo me, se anche non ci dovesse essere Borrelli, comunque quella col Pisa è la partita ideale per vedere l'attacco leggero, perché a differenza appunto delle ultime avversarie del Cagliari, il Pisa è una squadra che ha una difesa molto solida, molto strutturata fisicamente, molto fisica,
e quindi giocare con un attacco rapido, con un attacco che non ti dà riferimenti, potrebbe essere l'occasione giusta per mandarli in tilt. Che sta diventando il leitmotiv molto interessante di questa squadra di Pisacane. Sono due cose che mi piacciono moltissimo della squadra di Pisacane: l'inserimento dei quinti, questo attaccare in tanti ma non tutti insieme, in tanti in maniera alternata, togliendo i punti di riferimento, e poi la capacità che sta venendo fuori e che prima o poi troverà maggior concretezza, ne sono sicuro, in questa capacità di cambiare il ritmo in un istante. Se noi guardiamo il gol di Gaetano contro l'Atalanta, come altre 2 o 3 azioni in cui poi non è stato trovato l'ultimo passaggio, deriva tutto da un buon giro di palla, un buon possesso, e poi negli ultimi 25 metri il cambio di passo, il cambio di ritmo che spezza completamente i movimenti della difesa avversaria. Questa attitudine portata avanti con i giocatori che sono fra le linee, quindi non per forza con gli attaccanti, ma soprattutto con i centrocampisti che giocano in posizioni un po' più avanzate, questi cambi sono veramente sono il piacere di vedere il calcio di Pisacane. Queste triangolazioni di prima, quelle un po' che avevamo assaggiato contro il Venezia nel Cagliari di Nicola, no? E che poi che ci ha portato appunto alla candidatura al Puskás. Secondo me è quell'attitudine bella, divertente, che giovane, spregiudicata, pronta anche a sbagliare, ma quell'attitudine è quella che secondo me sta facendo sì che il Cagliari esca fra gli applausi anche senza fare punti. Però attenzione, perché il Pisa, proprio il nostro prossimo avversario, ci dà un esempio. Perché cosa è successo? Il Pisa ha fatto diverse prestazioni convincenti senza portare a casa risultati. Poi che cosa succede quando si cementifica questa dinamica? Che poi anche la prestazione comincia ad avere un'involuzione, perché se tu giochi bene mesi senza fare punti, poi alla fine anche il giocare bene viene meno, perché ovviamente inizia una fase di contrazione che non ti permette di fare la prestazione, e non tutti sono pronti a quel tipo. La Fiorentina poi il classico esempio, è un esempio clamoroso, Quante si salvano? Secondo me no, ma ti dico, nel senso, allora, giocare, abbiamo imparato, tra l'altro l'abbiamo imparato proprio a spesa del Cagliari, che quando sei in quelle situazioni, due sono le cose: o a gennaio arrivano 5, 6, 7 giocatori da salvezza. Telefono. Questo da salvezza. Questo è Guretti che sta chiamando il diavolo per chiedere consigli, chiedere lumi sul mercato. Magari mettere piccoli titolari. Consigli sul mercato. Così. Eccolo. Che sta rientrando. Eccolo qua. Riprendo esattamente da dove interrotto. Che voleva consigli. Sì, esatto. Cioè, o arrivano, spero che mi stiano ascoltando, cioè, o arrivano dei giocatori e un allenatore in grado di giocare per questo tipo di risultato, perché significa ci sono proprio i giocatori da quella zona di classifica, gli allenatori da quella zona di classifica. Poi chiedo, perché non è arrivato Ballardini prima di fare questo passaggio? Quelli sono gli allenatori che devi prendere per salvarti. In più, io credo che ovviamente la dipartita di Baroni abbia creato un grossissimo problema alla società, cioè abbia veramente lasciato un buco enorme in quella società, che ricordiamo ha la sua anima, il suo patron molto lontano e anche con problemi di salute, quindi sicuramente, cioè perché dico la Fiorentina rischia seriamente, secondo me, di retrocedere, perché la situazione non è una situazione tecnica,
è una situazione che ha a che fare, secondo me, con cose che non conosciamo e che probabilmente sono più legate a problemi della società in questo momento, di uomini della società. Perché i giocatori ce li ha, voglio dire, ricordiamoci che hanno uno degli attaccanti più prolifici della nazionale, hanno comunque sì, hanno perso qualcuno, qualche giocatore che l'anno scorso magari era un punto di riferimento, soprattutto a centrocampo, però non è una squadra da quella posizione in classifica, e forse proprio quello non aiuta loro a saper lottare in questo momento per questo. Quindi vedremo come si comporteranno a gennaio, ma io la vedo grigia, così come la vedo grigia per non so, forse anche a me non mi convince neanche tanto il Parma, deve stare attento anche il Torino. Se il Cagliari e la Cremonese fanno il Sassuolo, fanno quello che devono fare, secondo me sono squadre che si salvano e rimangono poi pochi posti di dietro. Insomma, secondo me la Fiorentina davvero è un peccato, tra l'altro, perché comunque è una risorsa del calcio italiano, si è fatto 3 finali di conference una dietro l'altra, in conference vince, va avanti, non si capisce. Sembra una di quelle cose assurde a cui io non credo, ovvero che ci sia un'intenzione programmatica di andare in Serie B, ma io sono cose a cui io non credo. Guarda, neanche quando è stato detto del Cagliari. Luca ti può dire che è amico di un sacco di colleghi fiorentini, interviene spesso a Radio Firenze Viola, quindi ha anche il polso della situazione. Non c'è questa intenzione di retrocedere sicuramente in città, insomma, sono pronti a fare la guerra effettivamente sarebbe una cosa assurda, perché a volte la Serie B viene vissuta, si va in Serie B, si fa un periodo di catarsi, ci si riprende, poi la finisci come la Sampdoria, capito? Cioè, no, ma perché poi non è scontato che poi risali, non è così scontato. Infatti, teniamoci buoni i nostri 2 anni in Serie B negli ultimi 10, in cui abbiamo dimostrato di aver fatto una cosa non facile, a parte il primo stravinto meritatamente, ma anche l'ultimo campionato di Serie B che abbiamo fatto, dove siamo saliti ai playoff, non era per niente scontato. Non è così scontato. La Serie B è una categoria durissima, fatta e giocata da giocatori che hanno esperienza proprio in quella categoria, a quei livelli di calcio. Non è per niente facile, e quindi non auguro, è sempre, hai detto bene tu, è sempre un inferno o comunque un purgatorio da passare, quello della Serie B. Adesso noi pensiamo a questo Cagliari che deve ancora darci certezze sulla salvezza. Certo che se la solidità delle prestazioni è questa, a me sembra difficile che noi davvero lotteremo con l'acqua alla gola come abbiamo fatto in altre stagioni. Io penso che ogni tanto mio figlio mi guarda e fa: quest'anno si va in conference. Ovviamente l'entusiasmo di un ragazzino di 16 anni è giusto. Giovanile. Ci mancherebbe che non ci fosse entusiasmo in un ragazzo di 16 anni. Meno male, perché vuol dire... lui con la sua squadra è primo in classifica, quindi sta vivendo una stagione della sua esistenza calcistica straordinaria, quindi figuriamoci. Io sono molto... In chiusura, giusto un flash. Cagliari-Pisa, risultato? No, per me deve essere tipo un risultato incredibilmente convincente, quindi tipo un 3-0. Cioè deve essere una vittoria che non lascia nessun dubbio sulla differenza fra le due squadre. Perfetto, per me deve essere questo. Ovviamente mi vanno bene anche i 3 punti portati a casa con l'1-0 al 92esimo, per carità, ma se dobbiamo trovare quella solidità psicologica per affrontare poi un gennaio e un 2026
con una mentalità vincente, la squadra deve essere consapevole che la differenza fra il Cagliari e le altre squadre, che sono quelle ultime 3 in classifica, è netta, è decisa. Perfetto. Ale, grazie Ale, davvero. grazie. Vediamo Grazie a voi. Martedì. Poi Ci vediamo diremo martedì. perché oggi ti sei collegato di mercoledì. Esatto, Va bene. esatto. Buona giornata. Promesso. E buona settimana. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci Eccoci qua. qua. E facciamo subito lo switch perché Subito, era in attesa, lo subito. facciamo entrare subito. Eccoci qua. Ciao Vittorio, come Ciao a stai? tutti. Bene, Buongiorno, Vito. un po' di raffreddore, ma fa parte del periodo. Siamo tutti sulla stessa barca, mi sa, guarda. Mamma mia. È il periodo, Mamma mia. c'è poco da fare. Periodaccio, veramente. Vito, Hai andiamo un sentito po' quello che subito. diceva Infatti. Diablo? Cosa? Hai ascoltato quello che diceva Diablo? Sì, stavo ascoltando con interesse, con curiosità anche. Non la penso come lui. Non la penso come lui, penso che intanto non ci siano queste grandi differenze in campionato, e quindi se pensi che il Cagliari non ha mai perso con più di 2 gol di scarto, eppure ci sono squadre che sono decisamente più forti del Cagliari, già questo ti dice dell'equilibrio. Usiamo noi come misura delle cose, quindi non vedo perché il Pisa debba necessariamente risultare nettamente inferiore. Non ci sarà niente di nettamente inferiore secondo me in questo campionato, ma ci sarà tutto di molto sottile. Non credo nella retrocessione della Fiorentina. Guardo il calendario. Credi nella salvezza? Fra 2 settimane la Fiorentina c'è addosso, perché gioca in trasferta a Parma e in casa con la Cremonese. E secondo me fra 2 settimane, se fanno il cambio di tecnico, la Fiorentina è lì a 13, a 12 punti, quindi è nuovamente dentro i vivi. Secondo te cambia allenatore? Sì, secondo me sì. È stato sbagliato l'allenatore. Una squadra fragile, la Fiorentina è una squadra fragile, nel senso che è passata da una gestione abbastanza autoritaria e autorevole a una gestione secondo me troppo leggera, troppo libertina. Deve trovare il punto di incontro, non può riproporre il tema rigido in un momento così delicato, l'avrebbe potuto fare quando era convinta dei propri mezzi. Deve trovare un curatore, deve trovare qualcuno che soprattutto dal punto di vista psicologico sappia curare la squadra, perché si tratta semplicemente di un problema mentale. Non possiamo pensare che la Fiorentina abbia dei problemi tecnici, cioè lì fai 2 accorgimenti, dai 2 certezze e su queste certezze costruisci il recupero, perché hanno giocatori che comunque sia sono in grado di poter fare la differenza, quindi non credo che sia questo il problema. E peraltro, malgrado i disastri di questo campionato, sono sì a 2 vittorie di distanza dalla salvezza, quindi non è che siano a 10, a 12 punti di distanza, sono sempre lì con un campionato che è sempre lungo, con il fatto che possa alleggerirsi il carico di impegni, perché poi c'è anche questo discorso relativo all'Europa che incide certamente, e comunque sia con una stagione magari non invernale puoi accelerare anche il tuo passo. È una squadra che ha bisogno di giocare al calcio, perché ha bisogno di giocare al calcio, non ha bisogno di giocare di forza, anzi secondo me uno dei limiti è proprio quello che il calcio atletico e fisico, il cosiddetto gioco sporco, non lo sappia fare, ed ecco perché vai a perdere le partite di un certo tipo, ma credo anche che comunque sia, ripeto, abbia le risorse per riuscire a venirne fuori. Bastano, come ho detto prima, 2 partite, bastano 3 partite di fila e cambia totalmente la mentalità, e hai curato la squadra, insomma non ci sono cure particolari. Ecco, sarebbe un errore cambiare 5-6 giocatori, perché a quel punto stai destrutturando totalmente, devi ricominciare da capo, le insicurezze sono tante, e invece devi ripartire dalle tue certezze, dai giocatori che hai, da quelli che possono essere i punti fermi, responsabilizzarli. Secondo me anche questo è venuto a mancare, cioè, secondo me Baroni è entrato con il piede teso fino alle prime giornate. Io ho sentito alcune parti dei suoi discorsi in cui aggrediva quasi i calciatori, così ti metti contro quelli che invece devi avere come complici di un recupero, li devi
veramente entrare con in punta di piedi, non devi fare il generale, non devi fare il dittatore, devi entrare in punta di piedi, responsabilizzare i giocatori più importanti, affidarti a loro e costruire poi sulla base di questi equilibri il riscatto. Il prossimo che arriverà e farà questa cosa, secondo me, porterà fuori la Fiorentina a quella zona. E lo dico con rammarico, perché mi farebbe comodo pensare alla Fiorentina che rimanga là. Sì, detto che poi chiudiamo il tema Fiorentina, Luca, quello che diciamo prima anche con Diablo, no? Noi in questi giorni tu sempre, ma io soprattutto in questi giorni sto seguendo con attenzione e curiosità un po' anche quello che è il racconto della piazza fiorentina, di quello che sta accadendo, anche perché essendo stato là 10 giorni fa, insomma l'ho toccato un po' con mano questo. Vittorio, quello che invece chiede la piazza è quello che stiamo dicendo, cioè una rivoluzione totale, cioè via questi giocatori, via l'allenatore, via i dirigenti, vogliono reset totale. È quello che chiedeva la piazza no? 3 settimane fa. Sì, però diciamo che lì lo fanno con un po' più di vigore, un po' più polemici. Il tifoso passa dalla depressione totale a una facile esaltazione. Il problema è che lo fanno anche i nostri colleghi, però, perché io sto parlando dei nostri colleghi e non tanto dei tifosi. Devo dire che è un atto di riconoscimento alla nostra categoria che Cagliari da questo punto di vista secondo me sta rispondendo bene. Cioè non ha dimenticato che questo è un progetto, non ha dimenticato che questo è un percorso e sta affrontando anche le difficoltà con il piglio giusto, certo nel trovare le critiche, le annotazioni, ma senza massacrare nessuno. Firenze è un massacro continuo, cioè il massacro è nella città, è nella tifoseria, è nella logica, è sempre stato così. Firenze non la vivi, se per caso brontolano anche quando si vince a Firenze. Sì, anche al secondo posto, si lamenterebbero anche del secondo posto, è vero, assolutamente. C'hanno proprio insito in loro. È nella loro indole, quindi esatto. Beh, se pensiamo e chiudiamo proprio che il nome che si fa è Iachini, quindi un allenatore che conosce bene l'ambiente della Fiorentina, però è un allenatore che ultimamente diciamo è un po' scomparso dai radar. Però al di là di questo, che sono citati, forse alla fine quello che potrebbe rimettere un po' a posto le cose per caratteristiche è chi conosce l'ambiente e Prandelli. Io tra i diversi dico che è uno di quelli che potrebbe entrare anche nel modo giusto, in una piazza che lo ha amato, in una piazza che lo ha anche odiato a un certo punto, però sì, amore e odio. Sì, è comunque quello che rientrando anche per dare una mano riabiliterebbe, riuscendovi anche coloro che magari a un certo punto sono stati traditi, abbandonati e via dicendo da parte sua. Secondo me conosce bene l'ambiente e potrebbe anche capirlo. Un altro che non è abituato a questo ambiente, se mandi uno per Rosito, il nome è Ballardini, mamma mia, come per Maloso Ballardini no. Durerebbe da Natale a Santo Stefano a Firenze, sicuro. Esatto. Sicuro, non perché chiaramente entrerebbero a gamba tesa. Ma entriamo un po' a gamba tesa sulla sfida di domenica, Vittorio, nel senso che abbiamo parlato un po' anche con Alessandro, anche con Matteo Tidi prima, su Cagliari-Pisa, dove il Cagliari nelle ultime partite ha fatto la prestazione, è arrivata la vittoria contro la Roma, ma la sfida con il Pisa, magari la prestazione viene in un secondo momento, ma la base è trovare i 3 punti, perché è il primo di 4 scontri diretti nelle prossime 5 all'Unipol Domus, dove devi trovare la quadra anche dal punto di vista dei punti. E qui hai detto tutto, secondo me hai creato pressione anche in me. Quindi la partita in questo modo mi sentite? Sì. Nel momento in cui presenti la partita in questo modo stai già dicendo che è più difficile delle altre. Perché è più difficile delle altre? Nel senso che sale l'asticella delle pretese, e quando sale l'asticella delle pretese devi essere in grado di reggere tutte queste aspettative e di giocare sereno come hai giocato laddove pretese non ce n'erano. È un po' sempre il solito discorso. Guarda che questa cosa l'abbiamo subita anche con San Ranieri, cioè nel senso che se ricordate la parte finale del campionato, noi dovevamo andare ad affrontare Juventus, Inter e Atalanta senza nessuna speranza, e si doveva puntare tutto sulle ultime 2 giornate in cui avevi gli scontri diretti. Ebbene, abbiamo ottenuto 5 punti con Juventus, Inter e Atalanta, e poi hai pareggiato quella doveva essere la partita su cui dovevi puntare tutto, perché alla fine le partite che tu proponi come partite da vincere, se le affronti con la tensione sbagliata rischi di perderle.
e quindi io credo che però sono sereno da un altro punto di vista, cioè dico che questa è la partita più difficile, però dico che le partite più difficili il Cagliari le ha già superate. Le ha già superate nel momento in cui arrivava a partite complicatissime come quella con la Roma, con tutto uno stadio, una psicologia, perché quella della Lazio ancora prima, ed è riuscita a reggere quelle che erano le critiche che si era conquistata e meditata per certi versi nelle settimane precedenti. Quando tu riesci di fronte al terreno dissestato a non far sbandare l'auto e a tenerla in carreggiata, vuol dire che hai il carattere giusto per poter riuscire ad affrontare anche le partite di questo tipo, cioè nel senso che la grande prova che ha dovuto superare non è tanto l'aver ottenuto il risultato, ma quello di non essersi fatto deprimere, di non aver improvvisamente non essere andati in terrore, e quindi quando fai in terrore fai delle cose insolite, ma si è andati per la propria strada, continuando con le proprie scelte, non rivoluzionando niente e continuando ad aspettare quelli che erano i giocatori che si stavano aspettando. In questo modo secondo me si è usciti dalla difficoltà di quel periodo, ma tenendo conto che difficoltà ce ne saranno sempre, certo. Insisto, perché questo campionato è un campionato molto equilibrato e noi non siamo superiori a nessuno e neanche inferiori a nessuno. Ci sta assolutamente. Proprio sul discorso del campionato, Vito, hai detto bene, non c'è per ora, diciamo, sai, negli scorsi anni c'era sempre una squadra che dicevi, ok, questa magari è già una squadra che sta lasciando, diciamo, la Serie A ben prima. L'ultima in classifica, abbiamo parlato della Fiorentina, che è una squadra che tutt'altro che dovesse lottare per la salvezza non l'avrebbe detto nessuno sicuramente, però per il resto c'è tanto equilibrio, un sali e scendi, un Verona che comunque non trovava la vittoria, alla fine ne ha trovato 2 di seguito, tra l'altro contro Atalanta nello scontro diretto contro la Fiorentina, una Cremonese che comunque ha iniziato benissimo, poi si è un po' fermata, poi ha riniziato a correre, un Torino che magari non ti aspetti, il Genoa che cambia l'allenatore, il Pisa alti e bassi e magari ha perso gli scontri diretti e mi viene da dire anche il Parma. Sono tutte squadre che non hanno avuto una continuità, ma hanno avuto una discontinuità, così come è successo al Cagliari. Però probabilmente la differenza, magari lo diciamo noi che lo seguiamo da vicino, è il fatto che sembra che ci sia proprio un trade union ora, tutti insieme tra tifosi, squadra, società, diciamo anche stampa, perché l'hai ricordato giustamente tu, non c'è stato particolare critica, però un essere tutti uniti verso l'obiettivo e anche a livello stadio, società, le novità della società, insomma, sembra che tutto sia apparecchiato per lottare tutti insieme e questo può essere un valore aggiunto del Cagliari rispetto alle altre piazze. Lo è stato per 2 anni. Lo è stato per 2 anni, proprio a partire dal dicembre di 2 anni fa, quando è arrivato Ranieri, perché Ranieri era indiscutibile. E nel momento in cui Ranieri è diventato indiscutibile è riuscito a compattare la piazza, che è stata la forza di questa squadra, che poi se vai a vedere i risultati invece era in una situazione precaria sia in Serie B sia in Serie A, perché in Serie B siamo arrivati a pochi secondi dal rimanere in Serie B, a pochissimi secondi dal rimanere in Serie B, quindi con situazione che andava rinviata di un anno nella B e sai benissimo con quali difficoltà. E con una Serie A che non è che abbia fornito subito grandissimi risultati, siamo arrivati alla fine sempre in modo molto precario. La cosa che si è mantenuta costante in questi 2 anni è la fiducia in Ranieri, che era lui capace di calamitare tutti in questo senso, e quindi con la fiducia anche la serenità che serve per giocarsi le proprie carte. Quindi credo che questo è un bel momento, perché è un bel momento senza che ci sia il miracolo di una sola persona, è un bel momento perché ciascuna delle componenti prenda consapevolezza di quanto è importante e che contributo possiamo dare, perché l'ho detto più volte ma probabilmente non è arrivato chiaro. La serenità del pubblico è un punto di forza della squadra. Non è vero che il pubblico è qualcosa che sta ad assistere e a guardare, ma il pubblico è protagonista in tantissimi momenti del campionato e lo può essere ancora. Io ricordo un'altra partita in cui il pubblico è stato protagonista e ci siamo salvati. Era quando c'era Diego Lopez al comando della squadra, noi perdiamo in casa con la Roma e il pubblico per la prova acclama la squadra, andiamo a vincere a Firenze e riusciamo a salvarci in una situazione molto molto complicata. E poi vinciamo anche con l'Atalanta all'ultima, se non ricordo male, cioè in una situazione di grande difficoltà il vero protagonista è stato il pubblico
Non è vero che noi siamo lì a guardare, a giudicare, a trovare colpevoli, a condannare, siamo lì anche per dare il nostro contributo. E questo è un momento veramente importante da questo punto di vista, perché stiamo riuscendo ad avere consapevolezza di questo e stiamo riuscendo a farlo senza che ci sia qualcuno che identifichiamo come l'unico artefice. Sono tutte le componenti che stanno funzionando bene insieme. Fra? No, Vito, volevo parlare dell'attacco perché adesso questo problema alla caviglia di Borrelli crea, chiaramente in attesa di capire l'entità anche in tutta la settimana, però il fatto che ieri non si sia allenato è sicuramente una notizia, crea ulteriori problemi, nel senso che in un reparto che è già privo di Belotti e Felici, a cui mancherà Luvumbo per la Coppa d'Africa, avere anche Borrelli infortunato eventualmente sarebbe un problema in più per questo finale di stagione. E quindi ti chiedo come si ovvia il problema, cioè nel senso abbiamo visto che appunto contro Roma e Atalanta l'attacco leggero senza punti di riferimento ha portato gol, ha portato anche movimenti in costruzione molto interessanti e con potenziale, però è chiaro che insomma si rischia di essere davvero contatti contro il Pisa. Ecco, come lo vedi tu questo? Ogni volta che capita l'infortunio al Cagliari mi ricorda Guglielmin Berger. È l'esperienza che ho vissuto Pisacane, che con una frase che secondo me gli rimbomba in testa ad ogni incidente di giocatore: se la malattia non è venuta per portarmi via, è venuta per temperarmi. Se noi andiamo a vedere, ogni volta che nel Cagliari si è infortunato qualcuno, abbiamo temperato qualcun altro. Si infortuna Belotti e Felici, che aveva la valigia dietro la porta, è diventato il giocatore fondamentale. Si infortuna Felici e dietro la porta abbiamo trovato Gaetano che si esprime, Esposito che si esprime, lo stesso Borrelli che gioca a determinati livelli. Cioè io credo che questo alternarsi anche in difesa, si infortuna Mina, che sembrava essere fondamentale, e scopriamo Juan Rodriguez, e a me non è dispiaciuto neanche Zeppello. Cioè nel momento della difficoltà ci sta la possibilità di crescita. Il Cagliari finora ha dimostrato che di fronte alla difficoltà noi non abbiamo rimpianto. Ad esempio, hai citato le partite con Roma e Atalanta, siamo riusciti a non parlare degli infortuni di Felici. Questo significa che di fronte alla difficoltà abbiamo la grande qualità di trovare soluzioni e non di piangerci addosso. Io credo che anche con queste situazioni che sono create, lo stesso vale per Luvumbo, cioè se noi ci pensiamo bene, Luvumbo non l'abbiamo mai avuto ed è uno di quei giocatori sui quali si puntava. Non abbiamo mai rimpianto il fatto che Luvumbo non sia il Luvumbo degli anni scorsi, se non quando ha giocato, e quindi abbiamo dovuto analizzare il suo rendimento e magari non è stato all'altezza della situazione. Quindi credo che ogni volta che capita questo ci sono due cose che dobbiamo pensare per venire fuori. C'è l'opportunità di valorizzare qualcun altro e quindi la squadra deve trovare una risorsa anche nell'insieme per trovare un modo diverso per giocare e attaccare, e contemporaneamente stiamo crescendo perché abbiamo una difficoltà in più che ci sta temperando. Io voglio solamente pensare al momento in cui rientra Belotti, rientra Felici, rientra Mina, rientrano gli altri. Il Cagliari aveva 13 giocatori, quando rientreranno questi ne avrà 20. Ti chiedo allora la tua idea su Kilik-Soy, forse non ne abbiamo mai parlato. Intanto vedo Kilik-Soy che sta perdendo peso e quindi sta prendendo, cioè, secondo me, come entra in forma. Gli abbiamo dato quei 6 mesi per cambiare cultura, per tentare di adattarsi a un mondo diverso, perché Kilik-Soy non è solamente un calciatore che deve giocare al calcio e che non sente i cambi di ambiente, i cambi culturali, il cambio di cibo, il cambio di alimentazione. C'è un giocatore che deve adattarsi a un mondo nuovo e noi dobbiamo capire anche questo. Kilik-Soy ora comincia a poter essere un giocatore da utilizzare in un determinato schema, perché poi a mio giudizio farlo giocare da seconda punta è limitato nell'azione. Io lo vedo molto di più come prima punta, non alto ma di peso, perché comunque sia lui ha lo scatto breve e ha il fatto che abbia gambe che lo piazzano per terra, e questo gli permette di avere anche lo scatto veloce nel breve, non nel lungo. Quando fai la seconda punta molte volte devi anche difendere e magari questo non ce l'ha, o devi partire lontano e magari questo non ce l'ha. Dentro l'area potrebbe diventare lui la prima punta se non dovesse giocare Borrelli, quindi hai la possibilità addirittura di valorizzare quel calciatore che chiamavi nei momenti difficili e non era ancora pronto per poter arrivare ai momenti difficili, e questa è una soluzione. Hai la soluzione Gaetano, che secondo me è una soluzione che può diventare piano piano definitiva, cioè nel senso che Gaetano lo hai riabilitato, anche lì, ecco,
se lo stesso esempio che facciamo per un calciatore lo facciamo per una squadra, Gaetano è la Fiorentina, nel senso che una volta che ti risolvi i problemi mentali, ti risolvi l'insicurezza che ti porti dietro, recuperi autostima, diventi un giocatore straordinario. E lo abbiamo visto che sta diventando un giocatore straordinario nell'economia di un gruppo, perché noi stiamo realizzando gol che valgono veramente 3 gol, non uno, cioè quando realizziamo con gioco fluido, con belle trame, entrando bene in porta, cioè stiamo giocando al calcio, e questo è un altro degli aspetti che secondo me va sottolineato. E poi lo tengo per me, ma lo dico lentamente, anzi lo dico, chissà, 3P, mettiamocelo il 3P. Ragazzi, ci sta anche perché che in prospettiva io per antonomasia, se c'è un ragazzino di 16 anni che sta cercando squadra, gli dico vai a giocare in prima categoria invece che quelli di Juniores. Noi dobbiamo iniziare in Italia a far giocare i giocatori anche a 16-17 anni. Sì, anche perché poi della primavera è sicuramente quello più pronto, si è visto anche sì. nelle ultime partite. Bisogna lavorarci dal punto di vista mentale, cioè noi lo vediamo già pronto, si deve convincere anche lui di essere già pronto, ma secondo me è già pronto, cioè, nel senso che c'è da fare un lavoro proprio di questo tipo. Fabio lo conosce, quindi lavorerà molto bene anche su questo aspetto, se per caso dovesse essere utile. Per adesso gli fa sentire il profumo, lo fa vivere l'ambiente, e questa è un'altra grande risorsa. Noi abbiamo avuto per tanti anni il settore giovanile totalmente separato dalla prima squadra. Questo settore giovanile partecipa agli allenamenti, molti giocatori vanno e vengono, dobbiamo lasciarli sereni, ma si allenano da Serie A, e quando tu ti alleni a Serie A, nel momento in cui vieni chiamato e hai l'umiltà da primavera, perché devi mantenere l'umiltà da primavera, stai costruendo veramente il giocatore giusto. L'umiltà da primavera che non devi mai perdere perché ti alleni con la prima squadra, e contemporaneamente però il livello tecnico, tattico e via dicendo, l'asticella molto più alta che la prima squadra ti dà per poter incrementare, poter crescere, poter stabilire degli obiettivi diversi rispetto a vincere con la primavera. Tra l'altro un 3P che è titolare nel Cagliari di Checco Pisano, che tra meno di un'ora sfiderà ad Asseminello l'Atalanta nell'infrasettimanale del Primavera 1. Luca, scusate. Allora, sul discorso abbiamo parlato un po' dell'attacco, però io vorrei chiederti anche, l'hai nominato Rodriguez, che comunque è un giocatore che si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno, perché nel momento in cui si è infortunato Mina, si è infortunato Zé Pedro, Pisacane l'ha messa, gli era stato chiesto più volte in conferenza, lui ha detto è un giocatore che ha delle potenzialità però non è ancora pronto. L'abbiamo visto in campo, ha sicuramente risposto presente, però poi bisognerà capire, perché sai, un conto è io debutto, poi devo anche confermarmi, perché io posso fare anche la primissima parità bellissima, però poi ci deve essere continuità. E il fatto che comunque anche con squadre dove non era così scontato si sia trovato quasi nella sua comfort zone, nella sua area, questo è sicuramente un punto positivo. E allora ti dico, sul fatto che Mina, perché non si sa effettivamente Mina quando rientrerà, difficile, quasi impossibile che ci sarà contro il Pisa, a quel punto c'è la conferma ancora una volta di un giovane, come hai detto bene tu, del 2005 che è stato portato, è stato coccolato, è stato educato al campionato italiano, scuola di uruguagi, quindi diciamo che Cagliari Uruguay abbiamo avuto diversi giocatori che hanno fatto la differenza. Ecco, lui secondo te può essere il nuovo punto di forza del Cagliari, perché comunque il Cagliari ha anche speso tanto per prenderlo, e all'inizio un po' c'era un po', ma questo giocatore perché è stato pagato così tanto? Può essere un nuovo punto di forza da parte del Cagliari, calcolando anche l'età, un 2005? Credo di sì per 2 motivi. Intanto perché io ho una fiducia smisurata nei confronti di Diego Lopez, che quando abbiamo preso Juan Rodriguez mi ha subito mandato un messaggio di 2 parole: è forte. Cioè, questo per me è una grande garanzia, il fatto che l'abbia valutato lui, che insomma di difensori se ne intendono. L'altro aspetto è che chi arriva dal calcio di questo tipo arriva con una scuola che noi abbiamo perso, la capacità di marcare a uomo. È più facile imparare il gioco a zona quando sei grande di quanto è facile imparare, dopo che giochi a zona per tutta la storia giovanile, la marcatura a uomo. E noi purtroppo lo paghiamo questo, perché abbiamo tanti giocatori che sono bravissimi a fare la zona, a fare gli esterni, a spingere, poi quando devono difendere ci rendiamo conto che difendono dall'esterno,
che non proteggono la porta, che non sanno stare sull'uomo, non gli sanno ridurre gli spazi. E abbiamo giocatori che danno quel metro e mezzo molte volte che Juan Rodriguez non dà. Tanto è vero che deve stare attento a sapere quando non darlo, perché nell'ultima partita si è comportato da difensore che marca uomo in una zona di centrocampo. Errore fatale, tu non devi assolutamente entrare in quel modo, con quella foga in una zona di campo dove non c'è bisogno di farlo. Si è beccato la munizione che lo ha portato poi anche alla sostituzione, che sono gli spiriti giovanili che vanno gestiti. L'altra roba è che comunque sia nel momento in cui lui ha questa grande qualità di andare in anticipo, di saper prevedere l'azione, ha una grandissima attenzione e concentrazione, abbiamo a che fare veramente con un grande difensore, perché i difensori non possono permettersi, un po' meno dei portieri insomma, però anche loro non possono permettersi la minima distrazione, la minima sbavatura, non possono distogliere lo sguardo una sola volta né dal pallone né dall'avversario. Nel momento in cui distogliamo lo sguardo capita che poi i giocatori come Scamacca possono sbagliare 3 volte per fare un gol. È vero, assolutamente. Fra, così poi salutiamo Vittorio. Sì, no, Vito, in chiusura sulla prossima partita appunto contro il Pisa, perché abbiamo già detto più o meno tutto, però che partita ti aspetti? Proprio dal punto di vista tecnico, perché io sinceramente, avendo visto giocare il Pisa le ultime partite, non mi aspetto certamente una squadra spettacolare o quant'altro, che però fin qui sono proprio la tipica squadra che ha messo più in difficoltà il Cagliari, perché il Cagliari ha giocato bene contro squadre che giocano a pallone, questo è un po' soprattutto nelle ultime giornate, mentre contro squadre che invece spesso badano al sodo ha faticato un po'. Come vedi la partita dal punto di vista tecnico? Guarda, dal punto di vista tecnico ti dico che il Cagliari è cresciuto proprio nella capacità di affrontare le squadre che non giocano, che a un certo punto non giocano più al calcio, cioè nel senso che nelle prime giornate sono totalmente d'accordo con te, era un Cagliari che faceva giocare e giocava bene con le squadre che giocavano al calcio. Nelle ultime settimane, anche perché sono cambiati i calciatori e torniamo sempre là come vedi, è stato capace invece di affrontare e di recuperare in alcuni casi anche la partita con squadre schierate in fase difensiva e quindi col Cagliari che doveva attaccare, e quindi è cresciuta questa capacità di affrontare delle squadre anche nel momento in cui si schierano. È chiaro che con il Pisa sarà più complicato, ma noi dobbiamo cercare sempre di trovare il punto in cui entrare. Sappiamo che non abbiamo l'attaccante di riferimento e questo è un vantaggio, perché loro hanno invece difensori che ne hanno bisogno. Parlo soprattutto di Caracciolo, che è il sardo che giocherà contro. Caracciolo è un giocatore straordinario nel momento in cui ha un punto di riferimento. Se noi non dovessimo averlo, o se avessimo Borrelli, allora avessimo Borrelli sarà un bel duello quello tra Borrelli e Caracciolo, ma Borrelli è uno che ti dà garanzia nella protezione palla e ti dà garanzia nel suo ruolo di pivot, quindi perché non perde mai un pallone, si conquista quasi sempre la punizione, è veramente molto bravo in questo fondamentale. Nel momento in cui non lo avremo, non abbiamo un sostituto, a meno che non faccia giocare Pavoletti, un sostituto che fa lo stesso ruolo di Borrelli e magari con meno efficacia, e quindi diventa un riferimento debole. Possiamo giocare senza dare riferimenti precisi e giocando senza riferimenti precisi, quel movimento che sa fare la squadra, quella capacità di entrare anche senza la palla, sapendo che la palla può arrivare e via dicendo, può essere veramente il motivo che ci può portare a vincere la partita. È una partita complicatissima, lo ribadisco, ma soprattutto dal punto di vista psicoemotivo, e quindi se dovessi identificare una caratteristica da suggerire un po' a tutti noi che contribuiamo alla vittoria del Cagliari, ci vuole pazienza, non bisogna aspettarsi che la partita si risolva magari subito nei primi 5 minuti, bisogna entrare con l'idea che abbiamo 95 minuti di tempo per poter vincere la partita. Anche perché il Cagliari statisticamente non ha mai segnato nei primi 15 minuti, quindi... Ed è per questo che capiterà questa settimana. Esatto, so per dirlo io, cioè sarà anche il caso di iniziare a romperli questi zeri, no? Sei già riuscito. No, ma anche perché per esempio l'Atalanta nella scorsa partita, anche l'Atalanta non aveva segnato nei primi d'ora, toccando insomma. Esatto, un po' a tutti, un po' per uno, scusa, esatto. Ci sta. Perfetto, Vito, grazie davvero per la tua disponibilità. Ci vediamo sicuramente domenica per la partita e ci sentiremo per una
una nuova ospitata che ci fa sempre piacere averti qua in diretta. Anche a me fa piacere perché si parla di calcio, quindi si parla nel modo giusto, senza parlando veramente di cose, di contenuti veri, insomma, perché non è semplice, molte volte si parla solamente guardando il risultato, guardando i numeri, invece il calcio è fatto di altre cose, è fatto da uomini, e quindi con i loro limiti, le loro prospettive, i loro cambiamenti, le loro debolezze, le loro ricchezze, quindi dobbiamo sempre avere un minimo di... Secondo me bisogna essere garbati, e voi lo siete, quindi mi fa piacere parlare con voi. Grazie Ci mille. teniamo, a Grazie. questo ci teniamo sicuramente. Grazie Vito, un abbraccio, e anche tu riprenditi, perché insomma questa maledetta No, ma influenza. è poca roba, dai, non è che così grave. Beato. Grazie. Beato. Un abbraccio, ciao Vito, buon Ciao lavoro. Vittorio, buon Ciao a voi, lavoro. ciao, Ciao. E ringraziamo tanto Vittorio Sanna. Insomma, abbiamo snocciolato la partita di domenica. Ora vediamo. Tra l'altro domani ci sarà l'allenamento a porte aperte, quindi si vedrà anche Non un po' vedi qual è la l'ora, situazione. Proprio, Io non sono già vengo lì. sicuramente. Beh, vorrei vedere. con questo puntore, per usare i termini Ci tecnici. mancherebbe. Anzi, dai, alla Ti fine devi- due colpi di tosse in 1 ora e 20, direi che mi è andata anche bene, tutto sommato. Dai. Esatto, mi aspettavo di peggio, ti dico la verità, però va bene, dai, ma sì, ma su via. Sei Sì, perché in giovane. realtà, fino a quando non tossisco, cioè lo stato febbrile mi è passato ieri, quindi tutto sommato il problema sono questi dolori ovunque, e poi ogni volta che tossisco mi piego in certo. due, è proprio una Sì. roba... Poi dolore addominale sicuramente, quindi. addominale, poi all'artrosi alla schiena, cioè proprio una roba... mi colpisce ovunque. Tipo quindi, effetto lavatrice. stiamo invecchiando d'altronde, anche se devo essere Parla sincero, per te, per cortesia, Parla per 5 te. anni che non prendevo un'influenza così, E sai 5 perché l'hai anni. presa? Perché mi stai frequentando. Non credo che sia quello il problema, guarda. Non credo che sia quello. No, semplicemente siccome sto sentendo di 1000 persone con questo problema, Sì, vuol sì, dire sì. che effettivamente No, c'è. i nuovi virus sono belli corazzati e rinforzati. Un po' più quindi potenti, se mettiamola buttano giù così. me, che non sono esattamente filiforme, insomma, sicuramente ecco. Va bene. Allora, tra Ragazzuoli, l'altro- ci vediamo domani se tutto va Sì. bene, ma penso di sì, se sono sopravvissuto oggi, quindi penso di Oggi poterci era la essere prova, domani. la prova del cuoco era oggi. Ma infatti, Tra l'altro come ti dicevo domani, stamattina, sto ragionando che domani è alle 3 l'allenamento, giusto? Sì, Sì. alle 3, ok. No, perfetto. 6:30 Fanta 131, confermo. sì, poi eventualmente se vedi che la fai alle 7, non ci sono grandi Sì, in problemi. effetti nessuno si offenderà, ecco. Se poi le cose vanno per le lunghe, Ti chiaramente direi, si può ma spostare. secondo me, guarda, alle 3, alle 5 sei a casa. Sì, 5 e un quarto, 5 e mezzo esagerando. Sì, Adesso che non c'è nemmeno il problema del esagerando. parcheggio. Proprio quindi, esagerando, in tranquillità. esagerando. Sì, ci siamo Va assolutamente. bene, Ok. va bene. Ultima nota, sempre sul discorso Fanta 131, ricordatevi che è aperto il mercato, ricorda agli abbonati di mandarmi in privato su Telegram i cambi, e il mercato chiuderà venerdì alle ore 18. La prima gara sarà sabato alle ore 18, quindi c'è poi 24 ore di tempo per poter schierare la formazione. Ok? Per il resto Bene. mi pare che abbiamo detto tutto. Ecco, Luca dice: Francesco, ti capisco, ogni colpo di tosse è una pugnalata. Sì. Riprenditi. Non sono diciamo. tanti per fortuna in tutto il giorno, però quando ci sono, poi di solito sono 2 o 3 di fila, che proprio Sì. ti... E uno chiama l'altro. Mamma Andiamo. mia, mamma mia. Però ti dico, sai perché quando ho deciso di fare la puntata? Perché sotto la doccia, prima della puntata, stavo cantando. Ho detto, vediamo un po' se riesco a cantare Attenzione. sotto la doccia Hai fatto le prove, avere, quindi. senza avere colpi di tosse, faccio la puntata. Se invece mi viene la tosse, non... E invece, siccome non mi è venuto a tossire, ho detto, vabbè, ascolta, ce la La tentiamo. facciamo poi al limite. Non c'è Esatto, poi una problema. tosse è secca, quindi è poi anche quella più fastidiosa da far passare, perché è quella che dura di più, no? Sì. Però vabbè, Sì. Va bene. ciò che non ti uccide ti fortifica, diceva Esatto. quello. Quindi. Esatto. Va bene. Allora, ci vediamo bene. domani mattina domani mattina alle 10. Tra l'altro, sì. Pensavo volessi cambiare orario. No, per la no, prima stavo- volta nella storia. No, Buongiorno no. 131 a A mezzogiorno. mezzogiorno.
Buongiorno, 131 alle ore 20, speciale sera. Capito? Puntata. Bella Tra l'altro questa. ti volevo dire così, lo dico anche in diretta, ne approfittiamo Attenzione. per cercare di capire un po' come muoverci anche a livello di calendario per queste feste, visto che ci tenevi tanto. No, non è che ci tenevo tanto, te facevo un attimo organizzarmi solo per quello. Appunto, ci tenevi per quello. Allora, sicuramente faremo 22 e 23, che sono lunedì e martedì, e fin qua non ci sono molti dubbi. Poi il 24 ovviamente no, il 25 direi ovviamente di no, 26, 27 e 28 non ci sono problemi perché tanto sono venerdì, sabato e domenica, e poi facciamo 29 e 30, che sono lunedì e martedì, niente 31, tutta la settimana va dritta, ovviamente neanche il primo, 31 è il primo, niente, e poi si ricomincia dalla possiamo essere fare il 5 che è lunedì o direttamente il 7 che è il giorno dopo l'Epifania, che è mercoledì, che è il giorno della vigilia di Cremonese e Cagliari. Quindi diciamo che l'unico giorno in dubbio è il 5, lunedì 5 gennaio, che potremmo anche decidere di non fare la trasmissione e riprendere poi, quindi fare la prima puntata del 2026 il 7. Poi tra l'altro stiamo valutando, questo te l'ho già detto, ma lo diciamo, iniziamo ad anticiparlo anche a chi ci segue, stiamo cercando col nuovo anno di fare qualche integrazione, qualche modifica più che altro al palinsesto, quindi cercando di avere delle rubriche fisse, visto che oramai avete visto che molti ospiti ruotano in maniera costante, quindi magari dare proprio delle cioè sapere che il giorno X, che so il martedì alle 10:40 c'è sempre, alle 10:45 dopo Diabloid c'è X che parla di Y, ok? Quindi stiamo cercando di lavorare un po' anche su questo fronte e niente. Poi una cosa importante, ma questo è per gli abbonati, sappiate che stamattina Luca vi manda un messaggio sul gruppo Telegram. Ok? Arriva. Quindi se volete abbonarvi approfittatene. Esatto. Apro e chiudo parentesi. Cliccate. Bravo. 0,99, entrate. Non c'entra niente il fantacalcio in questo No, non messaggio. c'entra niente. No, non c'entra niente. Va Esula bene? dal fantacalcio. Esatto. Va Bene, chiudiamo. Sì, chiudiamo. Grazie a tutti, Domani, bella ragazzi. gente. Ci vediamo domani. Ok, buona giornata e fate da bravi. Adios. E adios. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.